Il boschetto delle dune di San Leone è un posto di interesse non solo ambientale, ma che è fruito e visto da numerosi turisti che già affollano le spiagge sanleonine. La scorsa settimana c'è stata una riunione ad Agrigento al Comune per parlare proprio delle aree demaniali, ma questo luogo ha in sé un paradosso vero e proprio. Sì, abbiamo sollevato questo problema durante la riunione del PUDM, del piano di utilizzo del demanio marittimo. Abbiamo chiesto ufficialmente se è del demanio, se è di proprietà della Forestale o del Comune di Agrigento. Nessuno è riuscito a darci una spiegazione, ma si sono riservati di darcela. Abbiamo sollevato questo problema perché le condizioni del boschetto sono quelle che vedete nelle immagini di oggi. Vi è spazzatura e ci sono depositi. Si capisce chi ha creato queste discariche, è dimostrabile l'origine e con l'estate già in corso non è possibile mantenerlo in queste condizioni, quindi chiediamo di sapere innanzitutto di chi è la proprietà per quindi renderlo fruibile e pulirlo. Tra l'altro la gente lo usa per fare delle vere e proprie scampagnate a rischio incendi. Anche questo è una cosa che non andrebbe fatta. Individuare la proprietà significa pure questo, per impedire che la gente lo utilizzi nei weekend per arrostite e soprattutto per Ferragosto evitare gli accampamenti.